Amici bellini, buon anno! Non volevo lasciarvi proprio il 1 gennaio senza un video. Ho aspettato un pochino perché stavo raccogliendo dei dati sulle squadre di Serie A, cosa possiamo aspettarci nel 2026. Ma Fabrizio Romano ha sganciato una bomba, perché Castellanos pare che... Here we go, cioè proprio se ne va, here he goes, se ne va in Inghilterra al West Ham, che era una delle squadre che forse era anche interessata a Lucca. Adesso si apre un valzer non di allenatori, ma di attaccanti che potrebbe coinvolgerci. Cominciamo. Diventa interessante sta storia. Io do il benvenuto ai nuovi iscritti che non escono. Quindi iscrivetevi al canale perché terremo d'occhio tutte le squadre. Mi raccomando, mettete la formazione perché sembra che siamo in questi giorni di vacanza che non si capisce niente. Domani c'è Cagliari-Milan, quindi cominciate a pensare alla formazione. E chi ha, parlo dei fantallenatori, e chi ha Castellanos come me in uno dei mantra non ci può fare più affidamento. E bisognerà capire perché Sarri non è che può rimanere con Noslin solamente prima punta. Dia non c'è, poi Dia non piaceva nemmeno tanto a Sarri. Bisogna ragionare per bene, quindi lasciate un like perché questa situazione qua potrebbe sganciare una serie di reazioni a catena. Io vorrei partire da una schermata, che è una di quelle schermate che vi sto riproponendo, non dico ad ogni video, ma spesso, e cioè questa schermata qua, quella dei costi. Visto che il Napoli sappiamo che può muoversi solo a costo zero, dove adesso sta girando, io ieri già l'ho fatto il video, non posso mettere Lang e Lucca in copertina perché già l'ho anticipato ieri. Adesso si sta parlando, Sky forse l'ha presa dal mio video e dice anche Lang può andare via, Lucca può andare via. La riflessione è importante, che è non solo sui costi totali, no? Che sappiamo che Lucca è quello che costa al Napoli 17 milioni e 700, quindi è quello che ha il costo più alto di tutta la rosa. È un illogico se ci pensate, perché è quello che ti sta rendendo di meno, forse in generale, di tutti i giocatori che hai. Però un'altra riflessione si faceva oggi con gli amici benini abbonati sugli stipendi, e mi spiego, ecco perché Manna ci tiene a fare il nome di Rrahmani e Anghissà per i rinnovi, perché se vai a vedere Rrahmani prende 1,8, per capirci Gutierrez prende 2,3, c'è abbastanza un dislivello tra quello che ti dà Rrahmani da così tanti anni e uno appena arrivato che in questo momento è un comprimario. Solo 1,8 prende Rrahmani, solamente 2,2 prende Anghissà. Se andiamo a vedere gli altri stipendi, cioè il paragone è immediato, per esempio con un Politano che prende 3,2. Vai a fare il confronto, Juan Jesus prende solo 1, mentre un Olivera già ne prende 2. Per esempio, ci sono un po' di dislivelli che secondo me il Napoli deve cominciare a sistemare, perché finché si vince nessuno si lamenta, ma se poi arrivano le problematiche, ma quello prende meno di quella, lo sappiamo come funziona, no? Il discorso di Lucca è un discorso che di stipendio lui ne prende 2 e non sono pochissimi. Per arrivare a 2 Meret ci ha messo anni e anni e anni, però il costo generale, questi 17, ecco, se si potessero togliere questi 17,7, che poi è un costo totale che probabilmente devi dimezzare se te lo stai togliendo a metà anno, non so, tecnicamente mi informerò, però sappiamo che il Napoli è fuori di circa tra i 20 e i 24 milioni. Questo varrà anche per quanto riguarda poi giugno, ma cominciamo a pensare a gennaio, perché se il Napoli si toglie un peso economico di un certo livello, può andare sul mercato e può ragionare. Ora, si sta parlando anche di Raspadori, no? Si sta parlando in ottica Roma. Però se la Lazio fa, ho letto anche, insomma ne abbiamo parlato in privato nelle nostre stanze, dice ma Raspadori non sarebbe ideale per noi con questo nuovo modulo che ti potrebbe anche far riposare ogni tanto Højlund? Sarebbe stranissimo, insomma, ritornare noi su Raspadori dopo averlo venduto all'Atletico Madrid. Lì evidentemente non ha avuto molto spazio e potrebbe voler tornare in Italia per trovare più spazio. La Roma ha molto senso perché hanno una mancanza sotto punta, gli manca un giocatore destro di piede che può fare anche la punta. A Gasperini piace ruotarli tutti molto e si stanno trovando in difficoltà con un Ferguson che attacca e stacca, con Dobbik che non ha convinto, con il sottopunta di piede destro che ogni tanto lo ha fatto Pellegrini,
è difficile adattare Dybala lì, che comunque fisicamente non regge, Sule resta in quella zona lì, Bailey, insomma, la Roma ha bisogno. Ecco perché si parla insistentemente di Zirkzee come prima punta, e si è parlato anche di Raspadori, e si continua a parlare in queste ore di Raspadori verso la Roma. Però a me sembrerebbe aver più senso un giocatore come Raspadori, che non è Mertens, ma che se fa quel lavoro lì può dare una mano a una squadra come quella di Sarri, che saprebbe utilizzarlo come prima punta un po' come utilizzò Mertens all'epoca. Di conseguenza, per me avrebbe più senso che la Lazio adesso prema sull'acceleratore per quanto riguarda Raspadori, e si crea quindi un derby interno Roma-Lazio per il Raspa che torna in Italia. Ecco perché poi si potrebbe sviluppare questo valzer delle punte, perché io non ce lo vedo Lucca ai servizi di Sarri, non mi sembra il calciatore adatto per lui. Se poi Sarri vuole che la punta venga incontro, che faccia tutto un gioco per favorire gli inserimenti delle mezze ali, non mi sembrerebbe una cosa logica. Forse più logico potrebbe essere avere un Lucca finalizzatore nella Roma, quindi questo potrebbe aprire degli scenari, non lo so, perché il Manchester lo sappiamo che tende a resistere un pochino per Zirkzee. Di Mainoo non se ne parla più, Mainoo. Ma abbiamo scoperto, abbiamo capito, guardando, proprio leggendo con molta attenzione l'intervista di Manna che vi ho postato ieri, che il Napoli sembra più indirizzato probabilmente a fare qualcosa in attacco, se si riesce a liberare o di un Lang o di un Lucca, piuttosto che andare a cercare un centrocampista. Quindi c'è la speranza, c'è la convinzione di poter recuperare Anghissà e anche Gilmour al più presto possibile, sempre tenendo presente che Lukaku e De Bruyne è come se non li avessi a disposizione. Il Napoli sta facendo questo ragionamento e mi sembra corretto. Facciamo conto che non li abbiamo e quindi ragioniamo su quello che abbiamo per andare avanti il resto della stagione senza andare in affanno. E quindi questo valzer delle punte potrebbe portare noi a poter cercare qualcos'altro, e dobbiamo chiederci chi perché penso di poter escludere un ritorno di Raspadori al Napoli, e si faranno nomi, e vi potete aspettare nomi, mi potete fare voi nomi, per esempio se avete dei profili che secondo voi si possono muovere a gennaio, che possono tornare utili al Napoli. Ma mentre vi parlo di queste cose, arrivano nuovi aggiornamenti da Moretto che parla dei contatti sempre più fitti, lasciate il like, tra Raspadori, insomma tra la Roma e l'Atletico Madrid, e adesso devono risolvere il lato giocatore, insomma quelli che saranno l'ingaggio, la formula del suo contratto. Quindi la Lazio su Lucca? Boh, magari Sarri ha delle idee, cambierà, si adatterà, ecco, riuscirà Sarri ad essere elastico come ha dimostrato Conte di esserlo, e ad adattare insomma un po' il suo gioco a quelli che sono i calciatori, o a far migliorare i calciatori, perché finché hai Højlund con un De Bruyne che te lo manda in profondità con giocate geniali, lo puoi sfruttare così. Se non hai De Bruyne, chiedi a Højlund di migliorare, gli insegni quelli che sono i movimenti anche di protezione della palla e di gioco con la squadra, e Højlund lo sta facendo. Sarà capace Sarri di chiedere questo a Lucca, non dove ha fallito Conte? Sarri chiede a Lucca, non lo so, la vedo un po' strana. Come vedete è tutto vero, Matteo Moretto ne parla in varie lingue, questo me l'ha tradotto direttamente Grock. Ma non mi devi tradurre, Grock, pensa a smetterla di mettere le ragazze in bikini, che non mi sembra il caso, Non lo so se a voi nel vostro X italiano io sono stato invaso da una serie di cose veramente inappropriate. Al di là di questo, scambi di documenti in corso, questo è il Fantacalcio, l'app del Fantacalcio che parla insomma del radar. C'è Lucca parlando della Lazio, occhio a Raspadori che piace a Sarri, ma se Raspadori va alla Roma dovranno pigliatevi a Lucca subito, vai, si può fare. Noi anticipiamo, sappiamo che dobbiamo anticipare quella risoluzione, insomma, che il prestito deve diventare riscatti subito invece di aspettare. Ci hanno detto che si può fare, immaginiamo che si può fare, invece di aspettare il primo punto fatto a febbraio, che poi significherebbe sembra quasi che sai poco. Allora,
che a mercato chiuso dobbiamo fare in fretta. Secondo me non dobbiamo perdere tempo. Tra l'altro facciamo in fretta, ma non in frettissima, nel senso che Lazio-Napoli domenica alle 6:30 del mattino, ma si può fare, chissà se Conte farà la conferenza. Oramai io credo di no, che non la fa più, però aspettiamo di capire, però non glielo darei. Proprio per la partita sarebbe un assurdo. E intanto ci poniamo il problema della formazione. E sarà interessante perché Sarri non prende i giocatori uomo su uomo, quindi non ci saranno quei duelli calcio posizionale più a zona. Sarà molto interessante vedere come ci affronta e come, perché la Lazio nelle ultime partite che ho visto, insomma, non crea neanche tantissimo, si parte da una solidità difensiva e poi si cerca di contrattaccare. Sarà una bella sfida, difficile. Mi viene quasi quasi di mettere Noslin in campo. Ah no, ma io me lo sono tolto perché ho voluto prendere Bremer. Ho sistemato un po' la difesa. Ho detto Noslin non lo metto mai tra Yildiz, Duvikas, Højlund. Lo stesso Benediziak. Ho detto Højlund, Noslin non giocherà mai e quindi paura Noslin, dai. Avendolo io venduto, paura Noslin. Mostrami il prossimo attaccante della Lazio, visto che stanno vendendo Castellanos a West Ham. Penso che potrebbero. Vediamo se Grock, invece di fare i bikini, vediamo se fa questa roba qua. L'ho mandata. Aspettiamo. Amici bellini, io vi abbraccio e vi bacio. Scrivetemi nei commenti se avete idee di mercato per il Napoli. Posso analizzare dei nuovi calciatori. Non stanno facendo grandi nomi, sappiamo quello che sono le possibilità in uscita, ma in entrata poi vedete come ci sono poche notizie, perché non si sa come si può muovere il Napoli. Di conseguenza credo che anche gli esperti di mercato restino prudenti. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Siete carichi? Il 2025 è stato straordinario. Dobbiamo fare un 2026 di grande livello. L'ha fatto. It doesn't really look like him. But, ok.